vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2013. Come potete ben vedere ci troviamo proprio all'interno della nostra schermata principale. Quest'oggi ci lanceremo nel 12° Gran Premio della nostra stagione. Siamo quindi a metà della nostra stagione e a buon punto per raggiungere il primo in classifica, che potete ben notare all'interno della nostra classifica pre-gara. Vediamo un po' di individuarla. Eccola qui, potete notare che Sebastian Vettel è appunto a 10 punti dalla nostra posizione, guidando una grandiosa Red Bull che quest'anno ha ottenuto davvero grandi punti anche nella classifica costruttori. Lo troviamo a un paio di decine di punti dalla nostra posizione. Comunque quello che ci interessa è il campionato piloti. Siamo distanti da Nico Rosberg, nonostante nel Gran Premio di Monza ha ottenuto la prima posizione, quindi ci lanceremo nell'attacco diretto della Red Bull Racing del nostro grande Vettel, ma ovviamente anche delle Mercedes di Nico Rosberg e di Lewis Hamilton, i quali partiranno, se non sbaglio, molto vicini. La McLaren di Jenson Button invece è relegata all'8° posto, ma questo non è un problema. Per quanto riguarda questo circuito ho elaborato un grandioso assetto, l'avete visto nelle ultime prove di qualifica che ho postato sulla pagina Facebook. Se volete potete dare un'occhiata ai tempi che ho ottenuto direttamente nel link che trovate in descrizione in basso. Però prima di catapultarci direttamente ai nostri box Williams sarà importante certamente capire qualcosa di più della nostra pista prima di lanciarci immediatamente a combattere. 13 giri, 11 curve, 5,79 km a giro. Eccoci qui per il Giro di Monza, il circuito più veloce dell'intero campionato. Assicurati che la vettura sia configurata con carico aerodinamico minimo, ma scegli un assetto che ti consenta di controllare la vettura. All'ultima curva effettua un'uscita pulita o perderai velocità se non lo fai. Cerca il cartello dei 200 metri dalla prima curva e frena subito dopo per evitare di bloccare le ruote posteriori. Curva a destra, quindi a sinistra, non salire troppo sui cordoli per non sbilanciare la vettura e perdere aderenza rischiando il testacoda. Prima di raggiungere la curva grande accelera al massimo, sali in sesta, poi in settima, quindi guarda il ponte e usalo come riferimento. Sposta la vettura sulla destra e frena subito dopo il cartello dei 100 metri. Non salire troppo sul cordolo e non guidare in modo aggressivo, perché la cosa fondamentale è mantenere la velocità in uscita di curva verso le 2 lesmo. La curva è leggermente inclinata e aiuta il bilanciamento della vettura. Non usare troppo il cordolo perché la prossima lesmo è imminente. Ora c'è un semirettilineo intorno alla curva a sinistra, la superficie non è regolare e puoi sentire le vibrazioni sulla colonna vertebrale. Sali sulla collinetta verso la chicane, frena e scala 3 marce. Usa l'intero cordolo disponibile a sinistra per preparare la curva. Stringi all'interno, sposta la vettura a sinistra e guarda verso il lato destro. Usa l'intero tracciato per mantenere la velocità ideale mentre ti avvicini alla parabolica. Ora sposta la vettura a sinistra. Puoi usare il cemento verde come riferimento per il punto di frenata in vista della fantastica curva parabolica. A metà curva la vettura potrebbe sottosterzare, quindi è importante avere un buon bilanciamento aerodinamico. Usa il KERS per affrontare il rettilineo verso la linea del traguardo e completa il Giro di Monza. Circuito fantastico, come avete ben potuto vedere. Credo che è arrivato il momento di catapultarci immediatamente nei nostri box, analizzare l'assetto e la nostra strategia di gara. Ed eccoci finalmente all'interno dei nostri box Williams. Come potete vedere il cielo è coperto da una grande distesa di nuvole, però la nona posizione ce la siamo assicurata comunque. Nelle qualifiche le temperature erano abbastanza elevate e siamo riusciti a ottenere quindi un 9° posto che per la nostra macchina è davvero fenomenale. Pastor Maldonado si ritrova al 15° posto con un giro peggiore del nostro di circa 1 secondo, però davvero un'ottima prestazione. Allora, la nostra guida ci ha detto appunto in precedenza che l'assetto deve essere impostato in maniera molto diversa da come l'ho impostato io, ovvero un angolo alettone posteriore molto basso, in modo tale da avere una grande velocità nei rettilinei. Beh, io ho testato questo assetto e sono riuscito a ottenere nei rettilinei più lunghi i 330-340 con il DRS attivo, e soprattutto con questo angolo riesco a essere molto attivo nelle diverse curve, il variante della Roggia, le curve Lesmo, ma soprattutto anche diverse curve nella parte finale del circuito come la curva parabolica. Comunque
Ovviamente è possibile provare le due tipologie di assetti. Ho testato l'assetto molto basso per quanto riguarda l'alettone anteriore e posteriore, mi trovavo davvero molto male. Il rettilineo andavo molto più forte, però non riuscivo a essere altrettanto competitivo nelle chicane. Per quanto riguarda la frenata, imposteremo una frenata sul posteriore più incentrata, in modo tale da avere un grande sovrasterzo nelle diverse curve, per esempio nell'Elesmo, ma anche in modo particolare nel variante della Roggia, una curva molto pericolosa per le sospensioni, le quali sono state impostate più alte del solito per riuscire a controbattere per controbattere l'attrito dovuto ai cordoli. La rigidità aumenterà il degrado dei pneumatici. Con i 30 gradi dell'asfalto le nostre gomme soffriranno parecchio, ma ho effettuato un solo giro nelle qualifiche e quindi non le ho sottoposte a grandi sforzi, mentre il nostro bilanciamento è stato impostato per avere più aderenza in curva rispetto alla reattività. Ovviamente la reattività l'abbiamo guadagnata sia con il cambio crescente verso i 340 km/h, sì, ovviamente con la nostra grande campanatura che è stata allineata per avere una grande accelerazione, reattività e rettilineo. Ovviamente tutto è stato subordinato a un motore che è integro e eroga una potenza pari al 97%, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. La strategia di gara è la seguente. Allora, ci fermeremo al sesto giro, visto che le nostre gomme non sono completamente usurate, ma neanche perfette, quindi il sesto giro può andare abbastanza bene per riuscire a sopravvivere anche per i prossimi 7 giri. Quindi la strategia sarà prudente, come al solito, perché se dovessimo mettere aggressiva, non so fino a che punto riusciremo ad arrivare. Ci dovrebbero prendere col carro attrezzo, addirittura con l'elicottero per portarci al traguardo. Comunque, pneumatici duri, testo giro, inizio gara morbidi, perfetto. Per quanto riguarda la posizione, la classifica, date un'occhiata: Rosberg primo, secondo Vettel, terzo Fernando Alonso. Possiamo catapultarci direttamente nella nostra pista. Avete visto che le due Mercedes si ritrovano se non ho letto, mi sembra no, aspettate, mi sembra che si ritrova Rosberg primo e Vettel secondo. Allora, Red Bull è direttamente Mercedes e Ferrari che si controbattono, quindi la punta del tridente. Eccoci ragazzi, finalmente all'interno della nostra nona posizione. Vediamo un pochettino quello che riusciamo a combinare. Vediamo un po', 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Monza. Qui in Italia le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Michele Levata, Felipe Massa, Jenson Button. Grande partenza della nostra grande Ferrari davanti a noi. Tutto il KERS esaurito. Attenzione, ci troviamo un po' contesi tra il grande Raikkonen e il probabile Grosjean appunto dietro di noi. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Proviamo a introdurci immediatamente nella prima variante. Attenzione, ci spingono i piloti avversari, ma si riesce a distaccare direttamente tutta la massa per procedere direttamente verso la prima. Attenzione, attenzione, probabilmente un piccolo incidente salvato dalla nostra grande ruota anteriore sinistra. Siamo stati bloccati direttamente dal grande pilota che avevamo appunto alle spalle. Vediamo di recuperare. Passato adesso il nostro primo viarante della Roggia, vediamo se riusciamo ad arrivare a una delle due Lesmo per riuscire a recuperare. Attenzione, si avanza proprio nei riguardi del pilota che abbiamo davanti, Jenson Button con la sua McLaren. Grande partenza da parte della nostra Williams. Si procede ancora a tutta manetta per recuperare in terreno avversario. Avete visto ragazzi, non so chi era, o Raikkonen o Grosjean, però sicuramente Raikkonen. L'abbiamo salvato posizionando la sua gomma proprio al suo posto. Attenzione, adesso si procede nuovamente verso il primo variante del secondo settore a tutta manetta. La nostra vettura potete vedere che non è molto abile nel rettilineo, però nelle curve è davvero mostruosa. Si procede ancora con questo KERS esaurito e con la nostra miscela carburante elevata. Vediamo se possiamo procedere nella nostra curva parabolica come meglio possiamo. Si va in avanti trotterellando per riuscire a recuperare i piloti che abbiamo appunto davanti. Il nostro grande Jenson Button. Vorrei risparmiare un po' di KERS, un po' di DRS, ma probabilmente dobbiamo utilizzarlo adesso per riuscire ad avvicinarci al pilota inglese della casa inglese, che sicuramente è molto più abile di noi in tempo. Attenzione, eccolo, vediamo un pochettino, siamo riusciti a intrufolarci proprio all'interno. Vediamo se possiamo utilizzare la nostra energia cinetica conservata. È un circuito dove devo stare attento alle penalità, perché nelle qualifiche ho davvero investito diverse volte per sorpassare. Non ci sono molti spazi in questi rettilini che vanno a finire, quindi attenzione. Abbiamo impostato il carburante sul normale. Non ho capito, però attenzione, la Williams bloccata da Mark Webber dalla sua grande Red Bull. Attenzione, in prossimità della prima Lesmo. Attenzione a non superare in una delle due Lesmo perché è pericolosissimo. Potremmo addirittura finire dall'altra parte della pista. Si procede
procede ancora nei pressi di dietro di Mark Webber, si continua a scendere in campo in compagnia del nostro grande australiano. Allora, con calma, un bel respiro in prossimità del prossimo variante. Attenzione, non passiamolo qui ragazzi, attendiamo il prossimo, ho perso troppo, ho rallentato troppo. Vediamo di procedere, quinta marcia, se avessi il cambio manuale cambierei, ma non ce la facciamo. Allora, vediamo di procedere verso la nostra grande curva parabolica. Abbiamo affrontato il variante Ascari, avete visto? Maledizione, il sottosterzo maledetto ci porta fuori dalla traiettoria. Vediamo se possiamo recuperare sul nostro Mark Webber. Dobbiamo prendere la nostra quarta posizione. Vediamo se possiamo entrare in attività diretta con il nostro, ecco, 330 km orari. Vediamo un pochettino se in frenata riusciamo a sgraffignare un'ottima posizione. Mamma mia, siamo riusciti a tagliare la curva troppo veloci. Non mi era mai capitato di arrivare in quella a quella grande velocità, però purtroppo abbiamo rovinato le nostre sospensioni. Cerchiamo di recuperare ragazzi. Mamma mia, Sebastian Vettel terza posizione, vediamo se riusciamo a riprenderlo. Peccato, avrei ridato la posizione al nostro Mark Webber davvero molto tranquillamente, perché è un sorpasso abbastanza strano, però ho rallentato tantissimo la mia andatura. Vediamo di procedere nei riguardi di Vettel, che si ritrova molto vicino alla nostra posizione. La prima lesmo affrontata davvero molto male, colpendo la parte dell'erbetta principale. Vediamo se possiamo procedere, terzo giro. Allora adesso il carburante deve rimanere sul normale. Attenzione qui che probabilmente il nostro grande Webber potrà effettuare un sorpasso. È una difficoltà che ho in questa pista è fare i sorpassi alla fine della determinata curva. Avete visto appunto nella prima curva, nel primo variante, come sono stato appunto messo in difficoltà dal nostro grande pilota Mark Webber. Intanto lo allontaniamo davvero parecchio. Ci avviciniamo proprio nei riguardi di Vettel, che sicuramente è un nostro obiettivo. Dobbiamo riuscire a ottenere il sorpasso su questo grande pilota tedesco, il campione, il quale sicuramente dovrà essere sempre tenuto a distanza dal nostro secondo posto. E attenzione, vediamo se possiamo fare qualcosa di interessante. Vediamo un po', avanziamo. Le analisi rivelano che fra 2 giri Rosberg dovrà effettuare una sosta ai box. Va bene, Rosberg si fermerà tra poco, ma questo è ovviamente poco rilevante, proprio perché Rosberg non è proprio a portata di tiro all'interno del nostro campionato. Ci interessa il nostro caro Vettel. Si procede con tutta la nostra aderenza in curva e con la nostra accelerazione. Vediamo se possiamo conservare in prossimità del nostro variante della roggia la nostra energia cinetica, proprio per sfruttarla nel momento in cui ci lanceremo al di là di questo nostro grande variante. Eccoci arrivati, vediamo un po', eccoci. Abbiamo un ritardo di soli 2 secondi. Maledizione, avete visto come il cordolo ci ha fregati questa volta. La prima lesmo vediamo di affrontarla nella maniera diretta. Abbiamo davvero perso tantissimo in queste prime 2 curve. Ci eravamo avvicinati così tanto al nostro Vettel, ma purtroppo fregati dalle 2 lesmo, anzi dalla prima, non siamo riusciti a entrare in contatto diretto con il pilota tedesco per ottenere il sorpasso. Ancora riusciamo a vederlo, però sicuramente potevo fare di meglio. Mi sono un pochettino impantanato, però infatti avete visto sono riuscito a perdere ben un secondo e l'ha guadagnata. Attenzione, ancora si perde, maledizione tantissimo. Vediamo se possiamo recuperare direttamente sul nostro pilota. Allora vediamo di riprendere la concentrazione. Mark Webber ha guadagnato davvero tanto, dobbiamo cercare di assumere nuovamente una forma di combattimento. Attenzione, questo giro, attenzione, da dimenticare, quarto giro davvero pessimo per la Williams. Si ricomincia da capo per riuscire ad acciuffare Vettel il suo terzo posto. Allora vediamo un po', gomme ancora usurate, penso che resisteranno un altro giro. Attenzione, il nostro ingegnere non ha nulla da dire, meglio così, si procede. 3 secondi presi da Vettel davanti a noi, vediamo se possiamo recuperare. Attenzione ragazzi, si va in avanti proprio per recuperare il pilota tedesco, si va a tutta forza, vediamo se possiamo farcela. Vediamo, ok, si recupera diverso tempo all'interno di questa curva. Dobbiamo stare attenti all'interno del primo variante e all'interno delle 2 lesmo molto pericolose. Ancora si fa la barba al primo rettilineo che ritroviamo davanti, vediamo come va il tempo. Sicuramente abbiamo ottenuto qualcosa di meglio, invece no. Attenzione, si procede ancora in avanti. Questa volta non abbiamo sporcato completamente la curva e abbiamo recuperato tantissimo sul nostro pilota tedesco che quest'oggi appunto non è in forma. Allora si continua, altra lesmo da affrontare, grande prestazione. Ecco, come avete visto abbiamo recuperato diverso tempo all'interno di questa prima sessione di curve. Vediamo adesso come andrà nel terzo settore, cartello dei 100 metri a breve, abbiamo recuperato, grandioso. Attenzione, vediamo un po', andiamo tutta manetta, perfetto. E si procede, il nostro Rosberg inizia a guadagnare davvero vantaggio, però adesso vedremo quello che riusciremo a combinare nella sezione dei
box. La prima parte della gara è andata, sicuramente un ottimo risultato partendo dalla nona posizione. Vediamo se riusciamo ad acciuffare il nostro Vettel immediatamente davanti a noi. Sicuramente ci dobbiamo rifare nei prossimi giri. Attenzione, questo è il giro come dire, importantissimo proprio per stabilizzare il nostro... Ai box in questo giro. La sosta ai box in questo giro, però, come potete ben notare, le nostre gomme stanno perdendo parecchio e il nostro Vettel si sta allontanando davvero molto. Attenzione che i nostri piloti li abbiamo proprio alle calcagna, ovvero il nostro grande Nico Rosberg, e purtroppo le gomme non riescono a entrare in contatto diretto con l'asfalto e si perde qualche decimo di secondo proprio per la nostra gomma anteriore sinistra e la gomma posteriore destra, che addirittura hanno perso aderenza. Vediamo se possiamo recuperare adesso in avanti. Attenzione, si va alla caccia direttamente della nostra terza posizione. Attenzione, ancora in prossimità delle 2 millesimo. Vediamo un pochettino il nostro Nico Rosberg ancora dietro di noi. Dobbiamo arrivare nettamente ai box per riuscire a effettuare un ottimo cambio gomme e riuscire a recuperare. Attenzione, in avanti, bene, e attenzione, sarà qui che Nico Rosberg potrà completare il sorpasso. Si imposta la nostra miscela elevata ed è arrivato immediatamente davanti a noi il nostro pilota tedesco Puoi riprenderti quella posizione. e si riesce a completare un ottimo sorpasso in prossimità del variante Ascari. Mamma mia, che grande sorpasso della Williams. Sicuramente il nostro ingegnere ci avrà fatto i complimenti. Le gomme non reggono più ed ecco che Nico Rosberg in prossimità della curva parabolica tenta l'attacco diretto alle nostre appunto alle nostre chiappe, ma dobbiamo adesso rientrare ai box per riuscire a capire qualche consiglio in più dei nostri meccanici. Entrano i primi 3 più veloci, come dire, il tridente d'attacco di questa giornata, una giornata nuvolosissima in Italia. Vediamo un po', i meccanici Williams con delle gomme di color arancio tentano appunto di montare il tutto nella maniera migliore. Si parte con gomme freddissime, ok? Si parte dietro Vettel, purtroppo Vettel è riuscito ad allontanarsi. Nella pit lane c'è traffico, fai attenzione. Allora, vediamo un pochettino di impostare la modalità miscela elevata. Vi lascia appunto la nostra... Attenzione, vediamo un po' quando ci lascerà la nostra icona. Ok, con calma. Vi faccio vedere appunto la nostra icona del carburante per farvi notare appunto come le gomme si riscaldano col passare del tempo. Si spreca tutto il KERS proprio per lasciare la polvere a Sutil, che è appunto dietro di noi. In questo giro dovrò impegnarmi molto, ragazzi, quindi un attimo di silenzio. Perfetto. Ti consigliamo di selezionare la modalità carburante 2 in questa fase. Grazie agli pneumatici morbidi la vettura che ti segue è avvantaggiata. Ah, maledizione. Cosa? Pneumatici morbidi? Aspettate un attimo. Ah, perfetto. Ho capito, Vettel ha messo dei pneumatici duri, Maldonado anche, Alonso anche, Hamilton ancora si deve fermare, Webber anche, Grosjean... Ah, ok ragazzi, forse riusciamo a recuperare qualcosa, eh? Concentrazione. Ed eccoci arrivati al termine della prima parabolica. Vediamo un po' quello che siamo riusciti a combinare. Ed eccoci qua davanti al muretto dei box. Attenzione, stanno per uscire tutti i piloti. Vediamo quello che riusciamo a combinare. Forse qualcuno già è uscito. Passaggio. Vediamo un pochettino quello che siamo riusciti a fare. Attenzione, vediamo di rallentare immediatamente. Quello che è accaduto adesso lo vedremo. Un attimo, ancora davanti a noi Vettel, bloccato sicuramente da qualcuno. Vediamo un po', terzo posto, carburante ottimale, maledizione. Vediamo di procedere immediatamente da questa parte. Forse dovevo abbassare un pochettino di più gli alettoni, magari al valore 7-6, forse andava ancora un pochettino meglio, però davvero andavo bene ragazzi, anche in qualifica. Infatti dopo quella sessione delle prove libere mi sono trovato benissimo, non ho avuto particolari problemi. Anche nella prima sezione delle prove libere avete visto anche dalle foto direttamente sulla pagina Facebook, solo che più avanti avete visto che forse gli avversari hanno evoluto i loro assetti e appunto hanno avuto la meglio. Vediamo se possiamo procedere a questa volta. Vettel sarà un po' bloccato dal pilota che avrà davanti, vediamo un pochettino chi è.
No, attenzione, probabilmente si contrastano i due. Vediamo quello che riescono a fare. Vediamo, attenzione. Oh, attenzione, che cosa succede? Attenzione, qualcuno ha vista d'occhio il nostro Lewis Hamilton. Maledizione, sorpassato da Vettel. Lo possiamo beccare, ragazzi, lo possiamo beccare. È davanti a noi, non abbiamo carburante, però lo possiamo beccare. Attenzione, è a vista d'occhio Lewis Hamilton. Si va alla grande, con grande abilità. Vediamo. Il motore sulla massima potenza, sta cercando di raggiungerti. Ah, massima potenza, quello che abbiamo dietro. Va bene, vediamo se possiamo resistere ancora un po' con la nostra miscela elevata. Un attimino, ragazzi, un attimino. Non è rimasto molto carburante, tieni d'occhio il livello nei prossimi giri. E maledizione. Vettel ha fatto segnare il giro più veloce della gara. Maledizione, vediamo di recuperare sul nostro Hamilton che abbiamo davanti. E purtroppo la nostra miscela elevata è stata bandita. Vediamo di continuare. 3 curve davanti a noi, ragazzi, pronti per il nostro nuovo variante davanti a noi. Vediamo se possiamo ottenere il sorpasso. Ancora le 2 Lesmo davanti a noi, le 2 sorelle nemiche, eccole. Ci ha salvato l'erbetta. La vettura davanti a te è di meno di un secondo. Avanti, ci siamo, DRS attivo. Ci mettiamo a volare, ragazzi, stiamo volando direttamente davanti a noi. Avanti, molto lontani. Oh, eccoci, siamo qui. No, ho sbagliato tasto. Maledizione. È confermato, alla prossima sosta monterai. Sì, nella prossima gara, amico mio. Vogliamo il podio, ragazzi. Vogliamo il podio. Altro tempo, prova a effettuare il sorpasso. Avanti che ce la facciamo. Siamo molto vicini. Avanti, DRS attivo. Stai tenendo un ottimo passo gara. Si prova il sorpasso. Maledizione, è troppo veloce Lewis Hamilton. È troppo veloce. Mamma mia, è troppo veloce. Però in frenata non riesce. E la grande mossa riesce ad avere la meglio. Adesso, ragazzi, un attimo. Con il carburante Avanti di quanto ci aspettassimo. miscela bassa per il nostro carburante. Dobbiamo rallentare perché ho paura di finire tutta la scorta. Ho utilizzato davvero troppo la miscela elevata. Stiamo un giro con il carburante nella sezione bassa. Allora, ragazzi, attenzione che la sezione adesso più complicata sarà delle 2 Lesmo, ma poi il rettilineo dove il DRS potrà essere attivo. Attenzione, ancora le 2 Lesmo. La prima Lesmo, vediamo se possiamo procedere. Certamente ce la possiamo fare, ma Lewis Hamilton è sicuramente arrabbiato per il posto che gli abbiamo fregato. E sarà qui che Hamilton tenterà il sorpasso diretto della Williams. Un attimo di scatto ed eccolo che parte con il DRS attivo. Lewis Hamilton ottiene il sorpasso sulla Williams. Vediamo se ci possiamo fare possiamo recuperare qualcosa. No. Attenzione. Massimo i giri del motore per un po'. Ok, nuovamente carburante normale, ragazzi. Abbiamo recuperato, grandioso, sorpassi vietati, restrizione. Vediamo di recuperarlo. Ok, mi sono preso un attimino di tranquillità. Vediamo di andare in prossimità della prima parabolica. Un secondo dalla vettura che ti precede. Preparati a usare il DRS. Ci sono, amico mio, ci sono. DRS pronto a essere attivato. Vediamo se lo possiamo nuovamente raggiungere. Lo possiamo attivare. Siamo molto veloci. Pilota che ti precede, devi darti da fare ora. Ci sono. Avanti con il nostro grande carburante. Vediamo se possiamo utilizzarlo al massimo. Ancora Lewis Hamilton davanti a noi. Che lotta. Mamma mia, che lotta. Ancora si tenta di fronte al viarante della Roggia. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. È pericolosissima questa sezione. Eccoci. I 2 gomma contro gomma. Eccolo qui. Causato incidente, ma sei ancora qua accanto a noi. Mamma mia, le 2 Lesmo. E all'interno, mamma mia. Eccolo, ancora i 2. Mamma mia, sembra James Hunt e Niki Lauda. Mamma mia, eccolo. Ancora DRS per noi. Mamma mia, ancora si continua. Non ho causato nessun incidente comunque. Andiamo, è qua Lewis Hamilton. È vivo e vegeto. Attenzione, ancora. E ancora, è davanti Lewis Hamilton, è davanti. Non siamo riusciti a passarlo, maledizione. Vediamo se ce la facciamo adesso.
un attimo di estasi, ragazzi. Vediamo se riusciamo a passarlo. Avanti. Spremiamo il nostro motore. 330 km/h. Forza. Ma quanto è veloce. Oddio. Andiamo. Con calma. Nuovamente miscela normale. Che gara. James Hunt e Niki Lauda, ragazzi. Che combattevano giro dopo giro. Attenzione, eccoci ancora. James Hunt dietro di noi. Tenta il sorpasso, non riesce. Attenzione, miglior giro per quanto riguarda il primo settore. Attenzione, questo KERS lo conserverò per tutta la sezione che avremo davanti. E tutto il prossimo. Attenzione. Prima Lesmo. Seconda, maledetta. Eccolo, voglio mettermi sull'esterno. Eccolo. Wow, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, affrontiamo le ultime due curve del variante Ascari. Grande, che tensione. Carburante ottimale ancora. E le gomme usurate. Dannazione, vediamo se possiamo procedere. La curva parabolica. Eccola, Lewis Hamilton, il nostro James Hunt dietro di noi. Vediamo quello che possiamo fare. Sporcata la gomma anteriore sinistra. Si tenta un volo diretto verso il traguardo con il nostro carburante spremuto fino all'ultimo. 8 decimi di secondo il nostro Lewis Hamilton dalla nostra posizione. Ultimo giro, ragazzi. Si procede, questo KERS dovremo conservarlo per la nostra sezione più pericolosa. Se Lewis Hamilton riuscirà a sorpassare la Williams nella sezione dell'ultimo variante dopo le due curve Lesmo, sarà davvero un disastro, perché non avremo più la possibilità di controbattere. Attenzione, ancora si va in avanti per riuscire a contrattaccare il nostro grande pilota inglese. Vediamo un pochettino se riusciamo ad avanzare. Vediamo un po'. Ed eccoci, dopo la seconda Lesmo arriverà il terrore per la nostra Williams. Eccoci, partiamo con tanta velocità. Attenzione, vediamo se riusciamo a prendere grande velocità massima. Il DRS contro il KERS. Vediamo un pochettino chi riuscirà a spuntarla. È molto vicino, attenzione, grande negli specchietti. Arriva Lewis Hamilton, è costretto a rientrare. Perfetto, vediamo un pochettino. Grande. Allora, eccoci arrivati, vediamo se possiamo. Lewis Hamilton lasciato indietro Fernando Alonso vince la gara, ha lasciato il nostro grande Hamilton dietro nell'ultimo variante Ascari. Vediamo se riusciamo a essere competitivi anche nella parabolica, affrontata discretamente, non in maniera perfetta, però si riesce a ottenere il terzo posto all'interno di questo splendido Gran Premio sudato. Mamma mia, terzo Gran Premio, terzo posto, mani al cielo, partiti dalla nona posizione. Davvero grande mossa del nostro grande Van Helgen, la Williams in tutto il suo grande splendore. Salirai sul terzo gradino del podio, bella gara, complimenti. Mamma mia, che tensione, ragazzi. Va bene, Maldonado 11°, davvero una grande prestazione. Vediamo Hamilton, Nico Rosberg quinto posto nonostante la prima posizione in griglia. Grosjean e Raikkonen si accompagnano verso il traguardo, sesto e settimo. Massa ottavo, va bene, ottima prestazione. Sei ancora al secondo posto nella classifica piloti. Se non sbaglio, Vettel si è distanziato di 2 o 3 punti, non ricordo male. Comunque ci siamo allontanati da Nico Rosberg, il quale era davvero molto pericoloso, e sicuramente dobbiamo fare di meglio nelle prossime gare. Dobbiamo arrivare davanti a Vettel. Sicuramente la nostra prestazione è stata apprezzata. Vediamo di passare avanti e vedere un po' quello che accadrà nella nostra sessione. Eccolo appunto il nostro pilota che finalmente dopo grande tensione riesce ad innalzare il casco al cielo, anche le mani. Eccolo qua, grande prestazione con la nostra macchina, la grande F2014 del nostro Niki Lauda. Eccolo che riesce appunto a vincere simbolicamente un terzo posto sudato dopo la quarta posizione stabile per tutta la partita. Frank Williams è entusiasta per il podio di Van Helgen. Che vittoria incredibile di Alonso, grandioso. Sicuramente è importante che ha vinto Alonso rispetto a Vettel, però attenzione, ancora delle email. La prossima gara sarà
Singapore e pioverà a dirotto, ragazzi, quindi attenzione. Data di gara, quarto podio della stagione, bello vedere una serie di buoni risultati. Le offerte ovviamente ancora non ci sono, quindi non abbiamo nessuna possibilità di notare questa particolarità a livello di offerte. Comunque la prossima gara sarà micidiale, poiché dovremmo sicuramente ottenere una vittoria, ragazzi. Magari dobbiamo ottenere il podio, ma l'importante è arrivare davanti a Vettel. Noi sappiamo che è un osso duro sicuramente il campione. Quindi ragazzi, ci vediamo all'interno del prossimo Gran Premio, quindi sempre in compagnia del vostro Edward Van Helgen. Ciao a tutti. In compagnia del vostro Edward Van Helgen. Ciao a tutti.